Mandi Sappada esultano in Carnia. Ieri il sì definitivo del Parlamento per il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia, e per il Veneto si apre ora un nuovo capitolo che vede il voto di ieri come l'incipit di quella che potrà essere una vera e propria valanga di richieste dei comuni di confine di passare alle vicine regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Un esodo verso territori dove si sta meglio perché, al di là di ragioni storiche o culturali, alla fine a prevalere nel desiderio di fuga sembra proprio la disparità di trattamento economico, la motivazione prevalente. Quel che è certo è che ad oggi il voto su Sappada è uno schiaffo al Veneto impegnato nell'avvio delle trattative sull'autonomia dopo il referendum, autonomia che, sottolinea il governatore Zaia, rimane l'unica vera cura alle istanze secessioniste. Si rinuncia alla cura dell'autonomia per il Veneto per scegliere l'amputazione. Oggi l'amputazione è rappresentata da far uscire ovviamente Sappada, domani ci sarà Cortina, Livina Longo, Cintocao Maggiore è uno dei tanti comuni che se ne vogliono andare. E a far specie che pure la Lega Nord, partito del governatore Zaia, abbia votato sì al passaggio di Sappada, sacrificando le istanze venete pur di dare un assist a Massimiliano Fedriga nella sua corsa verso una possibile candidatura alla presidenza del Friuli Venezia Giulia. Un bello smacco per il Veneto, dove ora si rischia di innescare l'effetto domino. Sono già 33 i comuni che hanno chiesto di varcare il confine, 8 per il Friuli, 25 per Trento e Bolzano, ed è una questione che non potrà non essere affrontata con urgenza dallo Stato. Adesso in legge di bilancio possiamo chiedere il rifinanziamento del fondo Letta o un nuovo fondo per i comuni di confine con il Friuli Venezia Giulia. Ma non solo, Sappada diventa una freccia nell'arco della trattativa tra Stato e Regione per poter avere maggiore autonomia per il Veneto e in particolare per il bellunese. Ma questo è il momento di restare compatti, di aspettare i risultati della trattativa.